Tragedia stamane a Bassano del Grappa, bimbo di 3 anni sfugge al controllo della mamma e muore annegato in un canale. I genitori della Costa d'Avorio sono ospitati in un centro d'accoglienza. Duello mortale a colpi di spada nel parcheggio dello stadio Euganeo di Padova. Un regolamento di conti finisce nel sangue, morto un filippino. La polizia ferma un sospettato. Olimpiadi invernali 2026 a Cortina. Il governatore Zaia in un messaggio vocale chiede a chiunque sia legato al Veneto di sostenere la candidatura e fioccano le adesioni. Lo scorso marzo una 50enne venne sequestrata e minacciata con una pistola elettrica a Fara di Soligo. I carabinieri arrestano i 2 nipoti della donna. Accesa discussione oggi durante la seduta del Parlamento europeo. Si stava discutendo di profughi quando c'è stato un forte scambio di battute tra l'onorevole padovana Elisabetta Gardini e l'ex ministro Cécile Kyenge. Piano sicurezza in A4 per i cantieri della terza corsia. La regione Friuli Venezia Giulia vuole bloccare i tir, la rivolta degli autotrasportatori trevigiani. Mancano i donatori di sangue, mancano i medici trasfusionisti. Il caso perché con l'esodo dei medici verso il privato manca una programmazione adeguata. L'allarme lanciato dall'Avis regionale. Buona serata e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano la cronaca, perché l'avete sentito, dopo una giornata di ricerca è stato ritrovato privo di vita il bimbo di 3 anni scomparso questa mattina a Bassano del Grappa. Il piccino è caduto in un canale ed è stato trascinato dalla corrente. Sentiamo. Prima l'angoscia e le ricerche frenetiche, poi il ritrovamento del corpo senza vita in un corso d'acqua a quasi 10 km dal punto di caduta. Kelly, 3 anni, figlio di migranti partiti dalla Costa d'Avorio, era nato in Algeria. Il sogno dei suoi genitori era di portarlo in Italia, di farlo crescere qui. Un sogno che sembrava realizzato. L'illusione di un futuro migliore che si è sgretolata in pochi istanti in una mattina calda e soleggiata. Il piccolo sta giocando mentre mamma e papà sono in casa. Entra e esce dall'appartamento nei pressi dell'ex conceria di via Prosdocimo a Bassano. All'improvviso i genitori non lo sentono, si preoccupano, escono di casa e non lo vedono. Danno subito l'allarme, temono che il piccolo sia scivolato nel canale che lambisce l'area. Un'ipotesi che viene vagliata anche se si spera che le cose siano andate diversamente. È una mia speranza, probabilmente tutta personale, però voglio dire il canale passa proprio sotto la loro rampa di scale. Ho visto passare che abita in via San Marco e i vigili del fuoco sono andati giù, pensavano che se si è buttato nell'acqua, c'è una chiusa qui a 500 metri, però niente di fatto. Tutti avevano ottenuto lo status di rifugiati, vivevano in un'abitazione di Casa Colori, un'associazione che opera in convenzione con la prefettura. C'erano tutti gli elementi per cercare un po' di felicità in questo angolo di nord-est. Invece, in una mattina di gioco, tutto è finito. Il presentimento di una caduta in acqua con il passare delle ore prende consistenza fino a diventare un'ipotesi concreta e poi una drammatica certezza. Siamo partiti dalla casa, dall'abitazione, ci siamo allargati, adesso siamo fin dove è possibile arrivare tracciando appunto il percorso fluviale che l'acqua viaggia a 6-7 km/h. Si è sperato fino all'ultimo? Certamente, infatti io di persona sono voluto venire qui sul posto del ritrovamento per avere la conferma da parte delle autorità e del SUEM appunto della situazione del ritrovamento. Alle 15 in via Vico, in una derivazione del canale, viene trovato il corpo del piccolo, privo di vita. Ai poliziotti l'ingrato compito di avvertire mamma e papà, di dire loro che la speranza di trovare Kelly ancora vivo è terminata. Le persone impiegate sono state più di una trentina e sono intervenuti il nucleo elicottero dei Vigili del Fuoco, una squadra di sommozzatori dei Vigili del Fuoco, dei volontari, con anche delle unità cinofile. Toccherà alla magistratura valutare eventuali profili di responsabilità sulla vigilanza, ma questo per l'intera comunità è il momento di silenzio e dolore. Ed ancora cronaca da Padova, duello mortale a colpi di spada nel primo pomeriggio nel parcheggio dello stadio Euganeo. 14:30, il pomeriggio di Caldo e Afa è spezzato da urla disumane provenienti dal parcheggio dello stadio Euganeo. Lei sente una donna che non ha dubbi e avvisa il 113.
Sull'asfalto semideserto è in corso un vero e proprio duello. Due persone imbracciano le katane, spade affilatissime utilizzate anche nelle arti marziali. Scene da film, quelle che scorrono davanti agli occhi dell'unica testimone, ma questa è la realtà. A terra, con ferite d'arma da taglio in tutto il corpo, resta un cittadino filippino, 50 anni, residente a Padova, in modo regolare. Quando arriva la polizia sul posto trova l'uomo senza vita e le spade abbandonate a terra. Viene rintracciato anche un uomo, il principale sospettato del delitto, che viene fermato e accompagnato in questura, dove è sottoposto a interrogatorio della squadra mobile. Nel parcheggio dello stadio Uganeo lavorano intanto gli agenti della polizia scientifica. Un regolamento di conti potrebbe essere all'origine di quanto accaduto. Ore cruciali queste per capire il perché. Ed ora la candidatura di Cortina per le Olimpiadi invernali del 2026. Oggi il governatore Zaia, in un messaggio vocale, ha chiesto a chiunque sia legato al Veneto di sostenere la candidatura, e fioccano le adesioni dagli albergatori alle associazioni degli industriali. Sentiamo. Sono ore cruciali, giornate cruciali per la nostra candidatura di Cortina, Dolomiti UNESCO e quindi tutto questo hub, l'hub degli sport invernali più grande in Europa e tra i più grandi al mondo, no? Inizia così il messaggio vocale del presidente del Veneto Luca Zaia per sostenere la candidatura di Cortina Dolomiti alle Olimpiadi invernali del 2026. Poco più di 1 minuto e 20 di audio che ben presto arriva ai cellulari di decine di persone, consiglieri e assessori regionali in primis, ma anche giornalisti e scrittori, a chiunque cioè possa fare la sua parte per sostenere la partita. Ecco, vi dico, per le conoscenze che avete, per i contatti che avete, cercate, anche se, come si può dire, rischiamo di essere, come si può dire, troppo insistenti, però contattiamo tutte le persone che conosciamo a tutti i livelli perché scrivano, perché dichiarino, perché sostengano, perché parlino delle nostre Olimpiadi. Rispettiamo tutte le candidature, ma se è vero, prosegue Zaia, che ci crediamo fino in fondo, dobbiamo sostenere la candidatura. È giusto che un Veneto sostenga il Veneto e quindi facciamo in modo che tutti gli stakeholders, che tutti coloro che sono vicini al Veneto, che tutti coloro che amano il Veneto, vengono a vacanze in Veneto, lavorano in Veneto, vivono in Veneto, dicano la loro, cioè lo dicono nei giornali, lo dicano scrivendo lettere, lo dicono facendo post. E perché il messaggio sia ancora più chiaro, arriva questo banner che il presidente Zaia invita a condividere a 360 gradi. Le Dolomiti imbiancate sullo sfondo, come se fossero già pronte ad ospitare gli atleti delle Olimpiadi, e in primo piano la scritta "Io sto con Cortina 2026". Intanto arrivano già i primi sostenitori alla candidatura. Il presidente di Federalberghi Veneto, Marco Michielli, ha inviato una lettera al presidente del CONI, Giovanni Malagò. La proposta del territorio dolomitico, scrive, è ispirata da principi di massima sostenibilità economica, ambientale e sociale e intende dimostrare la possibilità concreta di conciliare standard organizzativi e di servizi elevati con l'iconicità e la delicatezza di un territorio già inserito dal 2009 tra i patrimoni dell'umanità UNESCO. Per questi semplici ma fondati motivi, conclude la lettera, la nostra Federazione regionale sostiene questa candidatura con le proprie associazioni territoriali di Cortina d'Ampezzo e di Belluno e auspica che il comitato da lei presieduto possa condividere questa proposta, portando le Dolomiti come indicazione italiana per le Olimpiadi invernali del 2026. E sulla candidatura di Cortina per le Olimpiadi invernali del 2026 sentiamo l'editoriale del nostro direttore Luigi Bacialli. Ci sono delle battaglie civili che non possono non essere combattute. Noi abbiamo lottato e lottiamo ancora per l'autonomia del Veneto, un risultato straordinario, 2.400.000 veneti che sono andati a votare per avere più libertà, per avere più margini di manovra, più dignità, più rispetto da parte dello Stato centrale. Un'altra battaglia fondamentale è quella delle Olimpiadi del 2026, i giochi invernali che vedono candidate importanti città, Milano, Torino, Cortina con Trento e Bolzano. Può mai essere una scelta politica, come si sta dicendo in queste ore, per assecondare l'uno o l'altro dei leader dei vari partiti? No, deve essere una scelta secondo rigor di logica e buonsenso per assicurare a tutta la comunità nazionale dei Giochi Olimpici realizzati nella sede più adatta e nel migliore dei modi. Quindi ci si aspetta che il Consiglio dei Ministri nelle prossime ore decida secondo questa linea. Ovviamente tutti tirano acqua
al loro mulino, e c'è l'Appendino a Torino sostenuta da Di Maio, e c'è a Milano il sindaco Sala con il vicepresidente del Consiglio Salvini, che vogliono appunto che i Giochi Olimpici vengano svolti a Milano, e poi c'è Luca Zaia che chiede che la sede deputata per questi Giochi invernali sia quella delle Dolomiti. Ma vi pare possibile che dei Giochi Olimpici possono essere nuovamente disputati a Torino, che li ha avuti nel 2006, o a Milano, che ha già avuto l'Expo? No, la sede naturale più adatta, più bella che ci possa essere è quella delle Dolomiti, il patrimonio dell'UNESCO, e la perla delle Dolomiti, Cortina d'Ampezzo con Trento e Bolzano. Come dice il governatore, un comprensorio meraviglioso che non ha uguali. Vi sembra che i mondiali di apnea possano essere svolti sul lago Salato? No, si andrà in mare aperto, dove ci siano dei fondali che permettono immersioni fantastiche e sicure. Beh, questa è la logica. Sarebbe veramente assurdo che in questo momento, in un momento in cui il Veneto fa sentire la propria voce, in un momento in cui si chiede che questo territorio abbia i vantaggi che hanno avuto altre regioni, ci si gira dall'altra parte e per una scelta politica si opti per Milano o per Torino. Noi condurremo questa battaglia d'ora in poi. Noi staremo dalla parte di Cortina nel 2026, per questo ci batteremo, faremo davvero un battaggio importante nei prossimi giorni. Ci sarà poi la decisione del CONI, del Comitato Nazionale del CONI, e poi ovviamente tra un anno quella del CIO, perché non finisce qui la candidatura, poi la città candidata ai Giochi invernali se la dovrà vedere poi con altre città importanti di altri paesi. È per questo che l'Italia deve essere rappresentata da una sede adatta a un evento così importante. E si spera quindi che tutti i parlamentari veneti, che tutti i ministri veneti, tutta la squadra del Veneto, a prescindere dalle casacche e dai partiti, si batta per questo obiettivo. Noi lo faremo fino alla fine, anche se sappiamo benissimo che ci sono molti bastoni tra le ruote. Ancora a cronaca, lo scorso marzo una cinquantenne venne sequestrata, minacciata con una pistola elettrica e rapinata nella sua abitazione a Farra di Soligo. Ora i carabinieri hanno arrestato i 2 nipoti della donna. Sentiamo. Legata al letto con fascette da elettricista, stordita con le scariche elettriche di una pistola taser e derubata dei propri averi, i responsabili della brutale rapina messa a segno la notte del 1° marzo scorso a Farra di Soligo ora hanno un nome ed un volto e, sorpresa, sono i nipoti della vittima, una donna di 49 anni, polacca. Si tratta di 2 fratellastri, entrambi polacchi. Il minore ha 24 anni, vive e lavora stabilmente in Italia, a Sernaglia della Battaglia. Il maggiore fa l'autotrasportatore e risiede in Polonia. I 2 hanno aggredito la zia nel cuore della notte senza farsi riconoscere. Avevano il volto travisato e, legandolo al letto dove la donna stava dormendo, le hanno subito gettato sopra una coperta. Lei è stata letteralmente costretta all'immobilità, perché è stata coperta sul letto e poi legata ai polsi con delle fascette, quelle lì insomma da elettricista. Colpita più volte con questo taser per essere stimolata a rivelare il nascondiglio di ipotizzate banconote, insomma soldi che doveva avere in casa, che in realtà non c'erano, e quindi lei è rimasta in questo grave stato di soggezione per un'ora abbondante. Nonostante la violenza ed il terrore, la donna non si è persa d'animo e in un momento di distrazione dei 2 che rovistavano nella casa alla ricerca dei soldi è riuscita a liberarsi, afferrare il cellulare ed effettuare 2 chiamate al figlio e al marito, lasciando aperta la linea. È stato quindi proprio il figlio, che vive poco distante, a precipitarsi nell'abitazione, mettendo in fuga i 2 malviventi, che solo ora si è scoperto essere i suoi cugini.
Salvini. Le indagini scattarono immediatamente, anche perché la rapina è avvenuta 5 ore prima e a pochi chilometri di distanza dal duplice omicidio di Rolle di Cison di Valmarino. In un primo momento si pensò che i due episodi potessero essere collegati, ipotesi poi esclusa. Decisive per incastrare i due nipoti, uno ora ai domiciliari, l'altro rinchiuso nel carcere di Santabona, le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Hanno immortalato l'auto usata dai rapinatori sia per arrivare che per poi andare via dalla casa dove è stata fatta sta rapina. Per una presunta evasione fiscale nel campo dell'oreficeria, la Guardia di Finanza di Verona ha operato sequestri in denaro e beni per 13 milioni di euro. La Finanza ha eseguito il provvedimento di sequestro preventivo nei confronti di una società con sede apparente all'estero, ma di fatto operante in Italia, attiva nel settore del commercio d'oro, scoperta dalla compagnia di Soave dopo complesse attività investigative. Proprio in ragione del fatto che gli investimenti avvenivano al di fuori del canale ufficiale, sono ancora in corso accertamenti volti a verificare la provenienza del denaro investito, complessivamente pari a circa 30 milioni di euro per il periodo 2013-2017, denaro che in parte si è già accertato provenire da evasione fiscale. La cronaca giudiziaria, ora seconda udienza in tribunale a Vicenza per il processo a carico dei venetisti. Il pubblico ministero chiede rinvio a giudizio, ma il giudice si prende 15 giorni di tempo per la sentenza. Sentiamo. Sfilano per le vie del centro di Vicenza i venetisti, con la gente che li guarda incuriosita, soffermandosi davanti alla prefettura, per poi raggiungere il tribunale, dove si è tenuta la seconda udienza che vedeva imputati 32 appartenenti al Comitato di Liberazione Nazionale Veneto. Portera, Palma, Gianmarco, territori veneti, liberi! Territori veneti, liberi! Territori veneti, liberi! Sarà un'udienza a fiume, con la discussione per ogni singolo imputato terminata nel tardo pomeriggio, con la richiesta del pubblico ministero Plattner di rinvio a giudizio per gli imputati e la quantificazione della pena per coloro che hanno chiesto il rito abbreviato. Rinviate al mittente da parte degli avvocati difensori le accuse dell'associazione delinquere all'istigazione alla disobbedienza fiscale. E fra i reati fiscali o tributari che dir si voglia, è vero che non sono state versate le tasse per chi ha fatto però il rigetto delle cartelle di pagamento piuttosto che delle notifiche che sono arrivate, ma sfruttando quell'aspetto del regime dell'autotutela. Molti gli aspetti da considerare. Anche il Ministero delle Finanze aveva aperto un tavolo delegando poi l'Agenzia delle Entrate di Marghera e c'è stato un incontro quindi per chiarire la situazione ed è tutto verbalizzato. Tra discussioni e arringhe i tempi si sono dilatati e il giudice Venditti ha scelto di prendersi il tempo necessario per vagliare i documenti, rimandando la sentenza a giovedì 19 luglio. Solo allora si saprà se si celebrerà il processo al Comitato di Liberazione Nazionale Veneto. Linea alla regia ora per la pubblicità, tra poco restate con noi. E rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Rivolta degli autotrasportatori trevigiani contro il piano d'emergenza che la Regione Friuli Venezia Giulia sta elaborando a fronte della quotidiana emergenza lungo l'autostrada A4 a causa dei cantieri per la realizzazione della terza corsia e i continui incidenti. Sentiamo. Emergenza A4 per i lavori di realizzazione della terza corsia. Gli incidenti, purtroppo anche gravi, che vedono coinvolti i mezzi pesanti sono ormai cronaca quotidiana. Anche oggi pomeriggio l'ennesimo tamponamento ha portato alla chiusura dello svincolo di San Giorgio di Nogaro, una situazione che con l'esodo estivo alle porte si fa sempre più difficile da gestire. Il nuovo piano d'emergenza in elaborazione da parte della Regione Friuli Venezia Giulia prevede per i tir il limite dei 60 km all'ora e sempre solo per i tir l'obbligo di restare in autostrada in caso di code e incidenti senza poter uscire sulla viabilità ordinaria, un'opzione che vede gli autotrasportatori trevigiani sul piede di guerra. Se noi finiamo che abbiamo degli orari predestinati per legge, finiamo le nostre ore di lavoro, dopo cos'è che facciamo? Cioè l'autista ha finito le ore, non si può muovere da dov'è, non si può muovere a rischio della patente,
e non può andare via, e deve rimanere là. Fino a quando? Per 9 ore? Allora sta fermo 6-7 ore per l'incidente, 9 ore per fare riposo? Ditemi voi se questa è una cosa che può andare. La proposta che gli autotrasportatori trevigiani vorrebbero portare al tavolo con la Regione Friuli Venezia Giulia è quella, in caso di intasamenti, di bloccare al confine i vettori stranieri o, come si fa in Svizzera, limitare l'ingresso dei veicoli in base al flusso massimo sopportabile dall'asse viario. Di certo non è possibile bloccare i locali che devono fare le consegne e le consegne per il territorio, meglio bloccare quelli che nel territorio ci passano e dopo vanno da un'altra parte, cioè vengono dall'estero e magari devono andare verso Francia e Spagna o il contrario, blocchiamo quelli piuttosto che bloccare i nostri locali che fanno le consegne per vivere tutti i giorni. Bagarre oggi al Parlamento europeo, si stava discutendo di profughi quando c'è stato un forte scambio di battute tra l'onorevole padovana Elisabetta Gardini e l'ex ministro Cécile Kyenge. Sentiamo. Voi, con tutte le vostre cooperative che vivono di questi fondi, con tutte le vostre associazioni che vivono, voi non volete risolvere il problema, lo perpetuate e lo strumentalizzate. È una grande vergogna. Parlerà anche la collega Kyenge, che è la dimostrazione che non siamo razzisti, non è nata in Italia, è stata ministro e adesso siede qua a rappresentare l'Italia. Dica qualche volta grazie al paese che l'ha accolta e l'ha fatta ministro. Frau Gardini! Onorevole Gardini, adesso lei si siede. C'è una richiesta, un richiamo al regolamento dell'onorevole Kyenge, un richiamo al regolamento però. Chiedo che venga esaminata attentamente le dichiarazioni dell'onorevole Gardini, perché non si può permettere di arrivare qui e di dire che noi sopportiamo lei. Io sono cittadina europea eletta dai cittadini italiani. Chiedo che vengano esaminate le sue parole. Mancano i donatori di sangue, mancano i medici trasfusionisti, l'allarme lanciato dall'Avis regionale, sentiamo. Che cosa sta succedendo in Veneto? Beh, che i medici a cui ci rifacciamo noi sono i medici trasfusionisti che operano all'interno dei centri trasfusionali, mancano e mancheranno sempre di più perché vanno in pensione e non riescono a trovare i sostituti. Ma l'emergenza negli ospedali si presenterebbe anche in diverse altre corsie. L'emergenza c'è con gli anestesisti, c'è con gli pediatri, ortopedici, chirurghi, medici del pronto soccorso, praticamente un po' dappertutto. Queste sono le prevalenti specialità, ginecologi, anche ginecologhe. Il 2022 è definito l'annus horribilis, così da Avis e dall'Associazione Medici Dirigenti del Veneto, per i quali si registrerà un dato su tutti, meno 1.000 medici rispetto agli attuali 8.550. Dal punto di vista della donazione del sangue, il disagio si traduce con un calo di oltre 6.000 donatori rispetto all'anno scorso a causa degli intoppi burocratici, cioè con i medici mancano anche OS e infermieri. C'è bisogno di sangue, i donatori invecchiano come i medici, sono sempre meno, i giovani viaggiano, non è che i giovani non hanno voglia di donare, però vanno all'estero. L'appello alla politica regionale e nazionale. Di aprire l'accesso alle assunzioni, quindi ai concorsi pubblici, agli specializzandi degli ultimi anni, all'ultimo anno, gli ultimi 2 anni, in modo che si possano inserire negli ospedali e tamponare questa situazione che sarà difficile da gestire. Vi ricordo 20:10 subito dopo i nostri telegiornali. Questa sera ospite in studio il giornalista Andrea Priante per raccontarci la storia del bancario che finse il suicidio dopo aver perso i soldi dei clienti. Ed è tutto per questa edizione. Vi lascio come sempre al meteo. Non ci sono buone notizie, previsti nubifragi anche forti sulla nostra regione, tant'è che la Protezione Civile ha dichiarato lo stato d'attenzione per criticità idrogeologica su tutto il territorio da oggi fino alle 24 di domani 6 luglio. Grazie dunque per essere stati con noi. Il meteo, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Ancora qualche temporale sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio di venerdì 6 luglio.
Sul Veneto sarà bel tempo nella prima parte della giornata con ampio soleggiamento un po' su tutti i settori. Dal pomeriggio si accenderà l'instabilità con qualche rovescio o temporale possibile un po' ovunque ma meno probabile sulle aree costiere. Temperature minime tra 18 e 20 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 25 e 31 gradi circa. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Al mattino occasionali temporali saranno possibili sui settori alpini, buono invece altrove con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Dal pomeriggio peggiorerà con rovesci piuttosto frequenti. Temperature minime tra 19 e 21 gradi, valori massimi compresi invece tra 25 e 29 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Il tempo sarà spiccatamente instabile con rovesci e temporali piuttosto diffusi, localmente anche di moderata intensità. Generale miglioramento entro la nottata. Temperature minime tra 16 e 17 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 28 e 29 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.